Attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda La belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. She
La belva civile questa settimana è davvero indignata perché si parte da quelle che sono due vicende che possono apparire di secondo piano, ma che la dicono lunga, continuano a dirla lunga su quello che è il settarismo, il manicheismo che esiste nel nostro paese, portato avanti purtroppo dalla sinistra e dagli ambienti radical chic vicino alla sinistra, e quello che invece è il resto del paese, il paese reale che si deve confrontare con i problemi del quotidiano, con i problemi relativi alla bolletta energetica e soprattutto con quelli che sono i problemi che vengono fuori da quella che è la postura che il nostro paese deve avere sul palcoscenico internazionale. Ma andiamo per gradi. La prima vicenda riguarda quelle che sono state le dichiarazioni rilasciate non più tardi di 2 giorni fa da Lukashenko. E intendiamoci bene, Lukashenko è il presidente della Bielorussia, quindi non stiamo parlando di Shevchenko, che era il grande attaccante non solo del Milan, peraltro di origine ucraina, che per 3 volte ha vinto il pallone d'oro. Quindi Shevchenko è una cosa e Lukashenko è un altro paio di maniche. Oggi chi interessa è questo premier della Bielorussia, che si è lasciato andare a dichiarazioni non tanto nei confronti della nostra premier e quindi di fatto anche del nostro paese, ma nei confronti di tutto quello che è il pianeta donna, di tutto quello che è il mondo che ruota attorno alla classe dirigente delle donne a livello internazionale. Infatti, nel corso di una telefonata, e adesso andremo a mettere però il dito nella piaga, addirittura con tale Macron, quindi il presidente francese, sia l'uno che l'altro, quindi Lukashenko da una parte e Macron dall'altra, una telefonata che doveva rimanere soltanto interna, inter partes e nulla di più, ma quella telefonata ha voluto acquisire ed acquistare un valore all'esterno che ha un sapore assolutamente politico, un sapore politico che riguarda sia le donne in generale, sia anche e soprattutto il nostro paese. Sì, perché nel corso di questa telefonata, che guarda caso non è stata assolutamente sottolineata dai giornaloni di sinistra, non è stata sottolineata neppure da Schlein e tantomeno da Conte, Lukashenko si è rivolto a Macron dicendo: ma cerca di prendere tu in mano la situazione russo-ucraina, quindi cerca tu in qualche modo di intervenire e fare da mediatore, perché altrimenti rischia di farlo la premier italiana, che è una donna, e le donne non si possono intendere di queste cose. Ma noi ci saremmo aspettati, se ci fosse ancora la sinistra di un tempo, una sollevazione a mo' di masse popolari, altro che sollevazioni per i Propal, altro che viaggi della speranza con la flottiglia verso Israele o meno. Ebbene, nessuno della sinistra ha speso una parola, ma soprattutto la Schlein, che è una donna impegnata in politica, si è guardata bene dal riferire quello che poteva essere il proprio pensiero in ordine alla possibilità delle donne di interpretare il ruolo di classe dirigente e soprattutto di mediatori per quanto riguarda la pace. E allora ci dovremmo fermare qui? Eh no, è proprio questa è la particolarità nostra come Lega, come centrodestra, perché dobbiamo andare oltre la notizia e soprattutto oltre i silenzi. Sì, perché qualcuno timidamente ha svolto qualche argomentazione e qualche riflessione, devo dire più nel centrodestra che non nel sinistra-centro, su quella che è stata la frase di Lukashenko. E il problema però è un altro. Nessuno all'interno della sinistra, nessun giornalone, nessun addetto ai lavori, nessun parlamentare ha speso una parola per un dubbio assolutamente amletico. Ma Macron, dall'altra parte del telefono, quando il presidente della Bielorussia si è rivolto al pianeta donne e soprattutto ad un premier, ad una donna che comunque
è parte integrante, se non addirittura parte indispensabile del tavolo europeo, per definirla inadeguata perché è donna per la pace, ma Macron, dall'altra parte del capo del telefono, che cosa ha detto? Si è limitato in realtà a diffondere anche lui il contenuto di questa telefonata senza dissociarsi, senza dire ma che cosa mi stai rappresentando, ma che portiamo avanti un'impostazione triviale e potremmo dire anche medievale di quello che è il concetto della sostenibilità o meno come classe dirigente di una donna che tra l'altro in questo momento rappresenta non un partito ma un intero paese e un intero modo, quello dei conservatori, quello del centrodestra europeo, di reagire e di agire su quelli che sono i tavoli internazionali. Ecco perché in questa vicenda quello che non va non è semplicemente o solamente il profilo della dichiarazione di qualcuno che non avendo compreso come soprattutto nell'est europeo ci debba essere un salto di qualità come classe dirigente, un salto sotto il punto di vista del riconoscimento di quello che è il ruolo delle donne anche e soprattutto nel processo di pace internazionale, bene, ad onta e al di là di questo aspetto non c'è stato un personaggio di sinistra che abbia detto a Macron ma come ti permetti di non difendere il pianeta donne, dopo che insomma Macron di scelte audaci nella vita mi sembra che ne abbia fatta più di qualcuna. Quindi non è che poi Macron quando abbraccia la von der Leyen sotto il punto di vista politico, ma solo perché la von der Leyen è della stessa sensibilità, per non dire estrazione politica di Macron, allora quel tipo di donna va bene a differenza degli altri. E come per quanto riguarda anche tutto il mondo della finanza, dell'economia a livello europeo. E quando Macron strizza l'occhiolino alla presidente della Banca Europea, e anche in questo caso stiamo parlando naturalmente di donne a lui vicine, tra l'altro anche come estrazione, come origine, non è che in quel caso quando ha a che fare con la Lagarde, a quel punto la Lagarde indossi d'amblè quelli che sono i pantaloncini da uomo e si spacci per uomo quando si siede sul tavolo dell'economia europea per alzare o abbassare quelli che sono i saggi di interesse che poi riguardano tutte le imprese, soprattutto le imprese mitteleuropee e quelle anche del nostro paese. E allora Macron esca da questo eterno equivoco farisaico, dica se vuole continuare ad ergersi come alfiere di una diplomazia che ormai non gli appartiene più perché è stato sconfessato anche a livello elettorale e ricominci a dialogare con quella che è l'Italia delle donne e anche degli uomini, l'Italia dei premier e dei vice premier, perché solo in questo modo, solo rinsaldando un'alleanza importante con l'Italia, passando anche per quelli che erano i vecchi tavoli internazionali, forse può recuperare un po' di credibilità, quella credibilità che lui non ha, ma che sicuramente hanno le nostre donne che sono autorevolmente classe dirigente nel nostro paese e anche e soprattutto nel cospetto internazionale. E poi la seconda notizia importante che sta passando un po' sotto silenzio, ma che in realtà appassionerà a questo punto quelle che sono le cronache parlamentari nei prossimi giorni. Ci stiamo riferendo infatti a quella che è la tematica che è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto che rischia di diventare nuovamente urgente ed indifferibile, ossia l'approvazione di nuovi aiuti da parte del governo con stanziamenti per quanto riguarda le accise sulla crisi energetica e petrolifera che continua ad attanagliare non soltanto il nostro paese, ma anche una parte importante dell'Europa, quella non autosufficiente sotto il punto di vista energetico a seguito della crisi dello stretto di Hormuz. Ebbene, il governo sa che il 6 di giugno vanno a scadere quelli che sono gli aiuti di Stato, gli aiuti indispensabili per
contenere l'aumento dei prezzi petroliferi, soprattutto alla pompa di benzina o alla pompa del gas, tanto per essere chiari, e quella riduzione di 15 centesimi non viene reputata da parte di alcuni una riduzione necessaria e per altri addirittura una riduzione sufficiente. Ecco, posto che l'aumento c'è e ci mancherebbe altro, ma come si fa a criticare da parte della sinistra e da parte, adesso andiamo a vedere anche di chi in modo particolare, quello che è l'intervento del governo in ordine a quello che è il noto principio costituzionale della sussidiarietà, da applicarsi laddove il privato non riesce a intervenire. A questo serve lo Stato. Non chiediamo la sostituzione, ma chiediamo l'aiuto dello Stato laddove il privato da sé non ce la fa per problemi che probabilmente vengono originati dagli altri Stati e quindi dal contesto di carattere internazionale. E c'è stata anche la proposta di utilizzare 7 miliardi che provengono dai fondi di coesione per evitare che questi aumenti possano condizionare la bolletta energetica anche e soprattutto durante il prossimo autunno-inverno, quando con la riaccensione dei riscaldamenti dobbiamo porci i problemi delle scuole, dobbiamo porci il problema dei privati, quindi non stiamo parlando soltanto di gasolio da locomozione, non stiamo parlando soltanto di carburanti alla pompa di benzina, ma stiamo parlando anche di consumi energetici che vanno poi a incidere direttamente su quello che è il concetto di qualità della vita delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Ebbene, che cosa avviene? Nel corso delle ultime ore, qualcuno che in qualche modo è vicino a quelli che sono gli stakeholder o i suggeritori più o meno occulti, li potremmo definire i ghostwriter della sinistra, si permette anche di dire no, ma non c'è questa necessità da parte del governo di intervenire, lasciamo che le cose vadano da sé, e non suggerisce nessun'altra strada concreta per ovviare ad una difficoltà oggettiva importante dalle famiglie. Ci stiamo riferendo a Nomisma Energia. Nomisma Energia che continua ad essere consultata dai grandi giornaloni della sinistra nel nostro paese attraverso quello che è il proprio referente, il presidente Araborelli, e si erge ad una sorta di suggeritore in sostituzione di quella che è la politica del paese, di quello che è il ministro magari dell'economia, ritenendo di essere il soggetto giuridico, economico e para-istituzionale autorevole per dare delle indicazioni al nostro paese. Bene, riavvolgiamo un attimo il nastro, perché quando si parla di Nomisma Energia e soprattutto di Nomisma, e qualcuno potrebbe credere ma stiamo parlando di un istituto che sicuramente non fa politica. Ricordiamolo però, nel 1981 Nomisma venne inventata da un tizio che si chiamava Romano Prodi, che credo fosse il maggior cultore di quelli che potevano essere i conflitti di interesse. Lui li addebitava a Berlusconi, ma almeno Berlusconi utilizzava le risorse private, utilizzava gli investimenti che provenivano dalle proprie aziende, e Romano Prodi era bravissimo a utilizzare quelle che erano le risorse che provenivano dal pubblico per propagandare le proprie idee politiche. E così nell'81 a Bologna nasce, attraverso Romano Prodi e un altro paio di economisti o aziendalisti che facevano riferimento sempre alle politiche o alle nomine del governo, di questo stiamo parlando, questo che doveva essere un centro studi super partes e che in realtà ogni qualvolta c'è da dire qualche cosa contro il governo recita o tenta di recitare un ruolo di autorevolezza, e invece è bene smentirlo, perché sappiamo da dove provengono queste critiche che sono assolutamente interessate. Allora bisognerebbe chiedere a Nomisma Energia
che cosa pensa della dichiarazione che è stata rilasciata da quello che è una sorta di partner aggiunto di carattere politico della sinistra italiana, sicuramente, non sappiamo se di Nomisma Energia o meno, che è Bonelli, che nel corso delle ultime ore ha dichiarato alla stampa: no, ma noi siamo in realtà contrari a quello che è l'altro disegno di legge che sta per essere discusso o comunque iniziare il proprio iter parlamentare, ossia il ripristino, la reintroduzione anche nel nostro paese dell'energia atomica e soprattutto del nucleare pulito. Beh, allora ci dovrebbero dire questi grandi consulenti, scienziati dell'economia, scienziati soprattutto delle politiche energetiche, se sono d'accordo o meno con quella che è l'impostazione di Bonelli, che sostanzialmente continua a dire: no, ma facciamo i figli dei fiori, portiamo avanti quella che è l'energia pulita, che potrebbe essere quella soltanto di carattere solare. Ma chi oggi ingrato sarebbe in Italia di dire no all'energia pulita? Il problema però non è quello di prospettiva, non è il punto di caduta, cioè arrivare alla produzione, all'autosufficienza per quanto attiene la rinnovabile o le rinnovabili da qua ai prossimi 10 anni. Ma che cosa facciamo da qui ai prossimi 10 anni? Come andiamo ulteriormente a condannare le nostre imprese, le nostre famiglie, i nostri privati, che non è che possano mettere fuori dal balcone quello che è il pannello solare, che non è peraltro neppure gratuito, e dire no, ma in questo modo noi abbiamo l'autosufficienza per tutto l'anno, oppure magari mettere dei bei pannelli solari sulle proprie autovetture a mo' di regata dell'American's Cup, tanto per essere chiari, e sperare che ci sia il vento o il solare buono in modo tale che possiamo accompagnare i figli a scuola. Un po' di serietà. A chi fa politica a quei livelli, ai massimi livelli, si impone la serietà del messaggio. E allora, se a Bonelli è difficile chiedere un po' di serietà nel messaggio, soprattutto in politica, e un minimo di coerenza, beh, almeno chiediamo un minimo di serietà del messaggio e un minimo di coerenza a coloro che pretendono di fare gli advisor della politica economica di un paese e comunque che vogliono insignirsi del titolo di consulenti, perché tra il dire ed il fare a quel punto non c'è di mezzo solo il solare, ma c'è di mezzo soprattutto il mare. Buona settimana a tutti. Avete ascoltato La belva civile.